E ormai con queste prime giornate fredde, sebbene nel mio cielo splenda ancora un bellissimo e tiepido ormai sole, possiamo già dire arrivederci a un'estate che, arrivati a questo punto, ci lascia, un'estate dove io personalmente porto con me tanti bellissimi ricordi, tantissime belle esperienze che mi hanno permesso di camminare all'interno dei sentieri, dei territori delle Dolomiti Bellunesi, del Veneto, del Trentino, come anche dell'Alto Adige. Bye bye estate quindi, per guardare ora verso una nuova stagione, per voltare definitivamente pagina verso l'autunno, verso la stagione dei colori, del meraviglioso foliage, ed è per questo che qui, ai piedi del versante a sud delle Tre Cime di Lavaredo, quel versante che guarda verso i Cadini di Misurina, verso Misurina stessa, ho intenzione di darvi questi 5 consigli che troverete all'interno di questo mio nuovo video, 5 consigli per 5 tappe autunnali che potrete affrontare all'interno dei 3 territori dolomitici, quindi Trentino, Alto Adige e Dolomiti Bellunesi all'interno della regione Veneto. E ovviamente si tratta tutte di immagini di repertorio, immagini fresche, definiamole così, essendo dei punti fermi che ho realizzato lo scorso autunno, l'autunno 2023. E con questo bel panorama che guarda verso la Roda dei Rondoi, in direzione anche della torre di Toblin, sebbene in questo momento non sia ben visibile dall'immagine che vi ho fatto vedere, ma a occhio nudo si vede bene come il Rifugio Locatelli stesso e le Tre Cime di Lavaredo che tengo in questo momento alle mie spalle. La prima escursione, la prima uscita per quanto riguarda questo nuovo autunno. Vi porto in Val d'Ega, una zona dell'Alto Adige che confina proprio con la Val di Fassa e che, per dare come punto di riferimento geografico, dovete tenere in considerazione il lago Carezza, anche se il lago Carezza non verrà preso in considerazione in questa mia prima escursione, in questo mio primo consiglio che ho il piacere di darvi. È un bellissimo anello escursionistico che cammina ai piedi, alla base del versante verso l'Alto Adige della Rotwand, della Roda de Vaèl, scusatemi, e che si muove all'interno di bellissimi boschi e di grandi e vasti prati che durante l'estate divengono occasione per dei bellissimi alpeggi. E questo è il primo consiglio che vi do, quindi vi porto con me in Alto Adige e all'interno della Val d'Ega per questa prima uscita di stagione.
E per ora rimaniamo ancora nella zona del Roda de Vaèl, solo che dopo avervi portato in queste immagini ovviamente di repertorio dello scorso autunno, dopo avervi portato all'interno della Valdega, ora andiamo all'altra parte di quella che è la lunga spinale rocciosa del Roda de Vaèl, del Rotwand. Andiamo così in Val di Fassa, ed è proprio dalla Val di Fassa che si rimane sempre in Roda de Vaèl per un bellissimo anello escursionistico autunnale che guarda come punto di riferimento proprio il Rifugio Roda de Vaèl. Ovviamente durante la stagione invernale il rifugio stesso è chiuso per fine stagione, e quello che io vi propongo è un anello abbastanza lungo, quindi dovete tenere in considerazione quelle 6-7 ore di marcia, perché dovrete partire praticamente dal centro abitato di Vigo di Fassa, proprio all'altezza della funivia, della partenza della funivia del Catinaccio, funivia ovviamente chiusa anche quella. Da Vigo di Fassa raggiungere così il Ciampedie e da lì prendere un bellissimo sentiero quasi orizzontale con dei leggeri sali e scendi che arriva successivamente al rifugio stesso, quindi in questo versante ad est della Roda de Vaèl stessa. Poi si scende in direzione di un bellissimo alpeggio più a valle per dare così chiusura di questo anello escursionistico nuovamente al centro abitato di Vigo di Fassa, e precisamente puntualmente dal punto dove si è partiti con questa eccezionale escursione. Video numero 2.
Ed ora quello che è il terzo consiglio per questo vostro autunno. Usciamo dal Trentino ed entriamo all'interno della regione Veneto, quindi le Dolomiti Bellunesi. Vi porto con me all'interno della Val Fiorentina, la bellissima Valle del Sole, come io amo definirla, per quello che è il Mondeval, un bellissimo anello in alta quota che, partendo all'altezza di Casera Mondeval de Sotto, sale in direzione di Casera Mondeval de Sora, per poi costeggiare Cima Ambrizzola, costeggiare le rocchette di Prendera verso il versante che guarda ovviamente verso Forcella Ambrizzola. Punta la storia di Formin per poi ai piedi del Cernera rientrare nuovamente in direzione di Casera Mondeval de Sotto. E questo è il mio terzo consiglio per questo vostro autunno. E sempre da quassù, proprio lungo la Grava Longa, con loro sempre alle mie spalle,
La quarta escursione, il quarto consiglio che vi do per questa nuova stagione in arrivo. Rimaniamo all'interno delle Dolomiti Bellunesi. Vi porto con me con queste nuove immagini che arrivano nell'Agordino, un luogo molto particolare, la Val Freda, che io vi consiglio. Si rimane sempre all'interno della regione Veneto, anche se poi il sentiero che vedrete nel video in certo senso vi accompagna lungo quella cresta che guarda poi successivamente in direzione del Fuciade e del Passo San Pellegrino, ma si rimane sempre all'interno delle Dolomiti Bellunesi, perché il Fuciade è già Val di Fassa, quindi è già Trentino. Quindi per questa quarta tappa una bella immersione all'interno della Val Freda nell'Agordino. Ed è così che dopo questa bellissima visione, questa bellissima sorpresa, che a fine video la natura stessa mi riserva, perché questa mattina quando sono transitato di qua in direzione del versante delle Tre Cime di Lavaredo, ora mi trovo nel versante a sud, quindi sono rientrato nelle Dolomiti Bellunesi all'interno del territorio delle Dolomiti di Auronzo e Misurina.
Dicevo, questa mattina all'interno di questo pianoro non c'erano presenti questi cavalli, queste meravigliose creature, avete visto tutte quante dal pelo bello scuro. Sicuramente saranno gli ultimi esseri viventi, le ultime creature, come mi piace definirle, che troverò in alpeggio per quest'anno, perché poi a partire dalla prossima settimana in quasi tutte le vallate incerte è già iniziata, ma la desmontegata è già praticamente in fase di rientro degli animali dalle alte quote per le stalle a fondovalle e passare così il loro inverno ovviamente sempre al caldo. E con questa sorpresa la destinazione numero 5 per chiudere quindi questo cerchio escursionistico. C'è sempre un po' di via vai di elicotteri turistici che ovviamente non c'entrano nulla con tutto questo, però dobbiamo assolutamente, soprattutto in queste zone, far finta di niente, ma non importa. E come dicevo, la quinta tappa che riporta nuovamente in Trentino. Vi porto con queste immagini lungo la Val di San Nicolò, ma attenzione, non il classico attraversamento a fondovalle in direzione di Baita alle Cascate. Una prima parte, certo, dal punto iniziale di questa escursione, per poi salire in alta quota lungo il versante a sud della Val San Nicolò stessa, per poi scendere decisamente in direzione del Rifugio Baita alle Cascate e andare così a chiudere questo bellissimo anello in alta quota dai colori veramente straordinari, per dare così una prospettiva e un'immagine meravigliosa di quella che è la Val San Nicolò stessa durante la stagione autunnale. E questa è la mia quinta destinazione. E questi sono 5 consigli che ho voluto dare a tutti quanti voi
essendo così alle porte del nuovo autunno. Ovviamente il territorio delle Dolomiti tra le 3 regioni è un territorio che è vastissimo. Questi 5 video, questi consigli che vi ho lasciato in queste 5 diverse destinazioni sono solo una piccola goccia di un mare sicuramente infinito, anche se qua si tratta di parlare unicamente di montagna. E sono quindi 5 consigli che io vi do per esperienza vissuta, sono immagini di repertorio, ma che comunque sono immagini fresche, diciamo così, perché sono state da me girate lo scorso autunno, quindi l'autunno del 2023, e quindi una 5 piccole idee da darvi e da mettere nella vostra agenda escursionistica, ovviamente all'interno di quelle che saranno già delle vostre programmazioni particolari, ma che comunque potrete sempre prendere gli spunti giusti anche da ciò che io in questo video vi ho consigliato e vi ho fatto vedere. Buon autunno a tutti quanti, un buon inizio stagione a tutti quanti, e per quanto riguarda l'estate la saluto così ai piedi del versante a sud delle 3 cime di Lavaredo, e ovviamente tenendo un po' più lontano i meravigliosi Cadini di Misurina in questa giornata tra il freddo e il tiepido, ma soprattutto fredda, ecco, anche se spunta il sole in certi frangenti. Al mio prossimo video, che sicuramente sarà già e guarderà già al nuovo autunno in arrivo, e come sempre buona montagna a tutti. Oh yeah!